Buonanotte, ma che siamo a fare la diretta, mamma. Salve a tutti, buongiorno. Oggi è 10 marzo 2018, sono da 2 minuti passate le 11. Scusate, pulisco un po' il fuoco della telecamera. E siamo pronti per una nuova diretta di unboxing. Ciao Gaia. Ciao Gaia, ciao Gianfrancesco Carino, collega dell'Ericsson. Mantemova che gli sta facendo il mal di mare? Allora, quest'oggi abbiamo fatto un acquisto da questo venditore, Canforone, ha in vendita circa 6.000 tra dischi CD e niente, il suo indirizzo è quello che leggete qui sopra: https://discogs.com/it/user/Canforone. Per chi interessa, la colonna sonora è di Rambo 2, quella che sentite in sottofondo, e questi sono degli effetti che ho scoperto ieri che si possono aggiungere a VLC. Se volete più informazioni scrivetemi in PVT, mi contattate, Renato De Vita, vi dirò come ho fatto ad installare degli effetti visual che a me piacciono parecchio. Questo non è un filmato, ma è proprio un visual effect. Allora, andiamo a vedere il pacco che oggi apriremo. È questo qui, c'è anche il mio coltellino rosso per aprirlo, e questo è un pacco che contiene diversi vinili. Siamo in 3 connessi. Buongiorno, buon sabato. E questo è il pacco che andremo ad aprire. Lascio il telefono a mia moglie. Eccoci qua. Buongiorno. Buongiorno. Allora, mi siedo qui, sullo sfondo ho la villa faraonica di Barbie, Più grande di di casa Chiara, nostra. 3 piani, quindi per grande gioia. Pure 4 dice, compreso il soffitto lì, il giardino. Chiara, ma Allora, quanto paghi le tasse? allora, vediamo di aprire senza fare danni. Il coltello verrà usato pochissimo. Allora, l'imballo è perfetto, c'è scotch dappertutto, quindi allora, ok, da questo lato l'abbiamo fatto. Scotch per i pacchi è resistente, È troppo? pure troppo. Mi ho paura di rovinare i dischi che sono all'interno. E gli spettatori prima di arrivare a vedere i dischi si addormentano. Allora, voglio provare a tagliare Riusciranno i nostri eroi? un po' lo scotch. Oh, perfetto. E adesso qui, ok, e qui Buongiorno Dante. allora Vediamo che dischi ci sono. ovviamente voi sapete che a me piace tutti i generi di musica, e quindi qui ci possiamo trovare qualunque cosa. A me no, ma lo sopporto, che devo fare, mo sono sposato. Allora, vediamo il documento di trasporto GLS e andiamo ad aprire. Primo disco, già vedo che è un disco mix. Allora, questo è Gam Gam Ite Missa Est. Ite Missa Est, questo è un altro brano di Max Monti, Aspetta, che ho mosso tutto. Mauro Pilato. Ite Missa Est sono quelli che hanno fatto Gam Gam e Clap Clap, e con questo abbiamo Il boom boom. abbiamo compilato la collezione. Il prossimo è un picture disc che ho trovato ad un prezzo interessante.
dietro. Allora, guardate che bello questo picture disc. Qua dentro c'è tutta musica mambo, tipo Mambo Number 5, non so se ve lo ricordate. Basta, al contrario, mamma, brava. Troppo basso, Troppo basso, così non alza si un po' di sente. Un poco di più. Ecco. Ok. Questo è un mix di musica mambo, di Mambo Jumbo. Mambo Jumbo, tutti questi qua. Non so se riesco a mettere a fuoco perché... Basta che clicchi sullo schermo, si dovrebbe mettere a fuoco, no? Si legge? Oggi c'ho la mano mal ferma. Comunque, è un bellissimo picture disc. Come vedete, io l'ho visto, mi è piaciuto. Non costava tantissimo, e siccome io mi piacciono parecchio i picture disc, soprattutto poi quando girano sui piatti, allora l'ho preso. Questo è, diciamo, accoppiato a un altro che già avevo preso, che però non ce l'aveva lo stesso venditore, quindi l'ho comprato da un altro venditore, da questo, ed è un altro che mi mancava. Scommetto che è Fiorello. Fiorello, diciamo, si può considerare il suo primo LP. Anche questo io ce l'avevo su cassetta, ce l'ho ancora su cassetta, Veramente falso. ma non ce l'avevo sul vinile. Ciao Giulia. Ecco qui. Non so se riuscirà a mettere a fuoco oro sul oro rosso. sul rosso. Forse è un po' più lontano. Assolutamente no. No, c'è troppa... Vediamo dentro la copertina è anonima, è bianca. No. Non volevo. L'ho fatto, aspetta. Che è? Ecco. Volevo mettere a fuoco, Ah. invece ha girato la telecamera. Allora, vedi Nel un po' primo se piano si del riesce cavolo. a vedere. Questo è Fry Records. Niente, Renacia, i colori che sono troppo... Vabbè, non abbiamo aperto ancora la serranda fuori perché siamo in uscita. Andiamo a vedere il Live Garage, che è una mostra di tutti i jukebox d'epoca, ma non solo jukebox. Forse faremo un'altra diretta anche da lì, o forse faremo delle foto e pubblicheremo delle foto, quindi rimanete sempre collegati, continuate a seguirmi. Oggi ho pubblicato il Festival Bar del 1985, la prima parte, sempre sul mio canale Mixcloud, www.mixcloud.com/Renato De Vita. Proseguiamo. Allora, questo è un bellissimo brano dei Two Unlimited, si chiama Maximum Overdrive, a me mancava questo, quindi è bellissimo, diciamo è un mix, sono dei remix dentro, le versioni estese, ed è un bellissimo brano. Prima di acquistarlo l'ho ascoltato su YouTube, comunque già lo conoscevo, quindi non so se si vede il disco. Al contrario, vabbè, comunque... Vabbè. I dischi stanno molto bene fino adesso, quindi andiamo avanti. Allora, questo invece a me piace parecchio, quella che all'epoca, quando uscì, noi chiamavamo la techno melodica, che invece si chiama trance. Questo è Virtualmismo Cibernetica. Io di questo c'avevo Cosmonauta, che me lo ricordo, la copertina era molto simile, e questo invece è Cibernetica, un altro brano, sempre techno melodica. A me piace sempre chiamarla così, che sarebbe la progressive, insomma. Ecco, questo è uno dei generi che io non amo. Allora, andiamo avanti. Ce ne sono proprio diversi qui, questo invece già vi ho raccontato la storia di questo disco, diciamo, di questa serie di dischi. Questo è Onda del Futuro, quella che fece Terra. Abbiamo già sballato un altro mix che si chiamava Disperazione. Questo è Storia d'amore. È sempre, diciamo, sullo stile della progressive melodica, e quindi mi piaceva parecchio. Mi piacerebbe mettere insieme tutti i mix che hanno fatto, perché non ne hanno fatti tantissimi. Hanno avuto successo con Terra, e su quel successo di quel brano ne hanno fatto altri più o meno simili, e sono andati avanti, diciamo, su quello stile. Questo era qualche DJ che se li numerava come me,
i dischi. Questi sono i Frankie Goes to Hollywood. Qui dentro però non c'è Frankie Goes to Hollywood, c'è un altro brano che si chiama Welcome to the Pleasure Drum. Frankie Goes to Hollywood, che tutti ce li ricordiamo, un gruppo anni 80, quindi va bene. Continuiamo sempre sulla progressive melodica. Questo è Nuke ed è Moon Trip EP. Questo se lo metto dritto magari lo riuscite a mettere a fuoco. Ecco. Piano piano. Flying Records, Moon Trip EP è sempre progressive melodica. Sarà bello ricominciare ad ascoltare quel tipo di musica tutti insieme. Questo invece è un disco che io ho solo su 45 giri, quindi sul 7 pollici, e invece me lo volevo prendere diciamo su mix. Questo è Let It Be, la canzone dei Beatles, però cantata da Ferry Aid, The Sam Ferry Aid, che se non ricordo male fu fatta anche questa per beneficenza come We Are The World. E quindi sì, infatti qui dietro si riesce a mettere a fuoco c'è il motivo per cui fu fatto questo brano, quindi tutti i soldi che raccolsero con la vendita di questo brano vennero devoluti in beneficenza. Siccome è un bellissimo brano, io ho il 45 giri originale in 7 pollici, su maxi singolo è un'altra cosa, sul 12 pollici. Gli attatti sono tutti quelli che stanno in foto. Sì. Andiamo al tempo di Mai dire gol. C'era un personaggio, Felice Caccamo, che cantava sempre gira la palla, gira la palla, gira la palla e fa la rotea. Gira la palla, gira la palla, gira la palla. Questo è che stava sempre a Mai dire gol. Grande Teo. Il grande Teo Teocoli che lo impersonava. Stiamo parlando qui dietro, non so se riesce a mettere a fuoco il nero su blu, però stiamo parlando del 92-93. Quindi erano proprio gli albori della Jalapas Band, Mai dire TV, Mai dire gol. Eravamo Pischelli. Quindi... Qua c'è pure l'autografo di un DJ che non so chi è. Gira la palla e falla girare. Allora, andiamo avanti, questo penso che sia antico, certo. Allora, antico, allora questo simbolo, che vedete qui dietro, l'angioletto così, è la Baia degli Angeli, un'etichetta discografica che diciamo io me la ricordo parecchio per aver editato, diciamo, Antico, che è questo che ha fatto pure questo disco qua, con We Need Freedom. Ebbe un successone We Need Freedom all'epoca enorme. Stiamo parlando. Poi scendi da lì. Subito? Scusate, c'ho il gatto che si sta infilando. Fa casca tutto, è leggero come un gatto, però. Andiamo avanti, sta parlando di Antico che insieme a James Brown is Dead, era quel periodo lì. Il gatto si va a mettere dietro al televisore. Oggi fa gobbazie. Questo comunque si chiama Feeling, questo brano, l'ho sentito, mi è piaciuto, io non ce l'avevo all'epoca. E vabbè, poi sì, Chiara! Ma Chiara che lo prendo, mo capite perché insomma. Sta andando a prendere i telecomandi, quindi. Vai. Okay. Scusatemi. E poi sì, l'abbiamo sistemata. Allora, Baia degli Angeli, Antico, Feeling, questo mix, l'ho ascoltato, mi piaceva, mi mancava, l'ho preso, molto bello, questo pure ci sarà modo di ascoltarlo, Baia degli Angeli. Siamo quasi addirittura d'arrivo, ne mancano due. Questi i Simply Red. I Simply Red erano famosissimi sempre all'epoca, si parla dei fine anni 80. Quindi questo infatti è dell'89, quindi anni 80. It's Only Love. Al prezzo di sole 14 milioni di lire questo è stato comprato. Sì. Diciamo che questi sono tutti i vinili che io cerco di pagare il prezzo che voglio io. Quello che dico, che mi sento di dire a tutti quelli che ascoltano in diretta o che ascolteranno in differita, sì, andate in giro per le varie fiere, Roma Vinyl Village
o le stesse cose che si fanno nelle altre città, anche per mercatini, ma cercate di pagare i vinili il prezzo che volete voi e non il prezzo che vuole il venditore, perché si trovano addirittura a partire da 50 centesimi fino però allo stesso disco lo trovi pure a 250 euro. È ovvio che c'è chi vuole speculare la rinascita del vinile Per degli fortuna non ultimi sono anni. tutti così, però. Io fortunatamente, come vedete, sto acquistando parecchia roba, però li sto pagando veramente il prezzo che dico io. Giro parecchio, mi documento, mi informo, vedo quel singolo vinile effettivamente quanto vale. Ci vuole un po' di tempo, sì, effettivamente ci vuole tempo, però alla fine uno riesce ad avere i vinili in condizioni abbastanza buone. Vediamo per esempio questo, al prezzo diciamo non esagerato, anche perché con la crisi che c'è i soldi non ce l'ha più nessuno. Io, credete, guardate come sta questo vinile, guardate, è nuovo proprio, guardate. Non c'è un graffio, non c'è un granello di polvere. Certo, le copertine hanno usura perché sono Vabbè, anni, le copertine purtroppo sono di cartone e hanno subito il passaggio degli anni, anzi così si vede proprio che sono quelle originali, non sono ristampe, non sono qui, infatti c'è pure un 89, non so se si riferisce all'anno, ma già il fatto che c'è il prezzo in lire e più o meno in quegli anni io già facevo il DJ, più o meno costavano così i mix, ecco pure questo qua è l'importazione dei Simply Red. Tra le 8.000 lire e le 14.000 lire costava un mix. Questo è l'ultimo, vediamo un po' che cosa è. Poi sì, No, allora, dai, adesso finisci ci vado io perché voglio vedere che c'è qua dietro. Poi sì, vieni qua, subito. In diretta il gatto Vabbè, è il gatto. è andato. Vabbè, è andato dietro al televisore. Troppo tardi. Troppo tardi, poi lo riprenderemo. Allora, l'ultimo disco è un mix, scritto disco mix. Allora, questo è un disco che io sentivo, questa versione, che adesso vi dico il titolo, dentro le cassette mixate, Mixed by Harry, che poi trovate pure sul mio canale Mixcloud. Mi piaceva parecchio, però non ce l'avevo, non ero riuscito a trovarlo all'epoca. Ultimamente lo cercavo e l'ho trovato finalmente da questo venditore. Sto parlando di Holiday Rap, che non è il brano di Madonna, ma diciamo è una rivisitazione di Holiday Rap, di questo gruppo che si chiama MC Maker G e DJ Sven. Questo mi piaceva proprio parecchio questa versione e quindi l'ho voluto acquistare, perché questa è una rivisitazione di Holiday di Madonna, è molto molto bella. Quindi questo era l'ultimo disco che abbiamo acquistato. Questo così non ce va perché ovviamente questo non è quadrato ma è rettangolare. Vabbè, lo rimettiamo come stava. E con questo abbiamo finito quest'altro unboxing. Inquadriamo ancora le scatole che ci sono da aprire. È vero che ci stanno un po' di vestiti. Ci abbiamo sempre queste due che contengono quasi 160 vinili. Questo è venuto da Amazon, ce n'è uno solo. Quest'altri ce ne stanno parecchi, almeno un po' di più di questi che ho sballato adesso. E poi c'è Vendo Musica Store, che qui ce ne stanno proprio parecchi. Quello faremo 2 dirette, quindi ci sono almeno una settimana di lavoro. Il nostro venditore preferito. Vendo Musica Store, sì. Comunque tutti, fino adesso io mi sono trovato bene con tutti quanti, devo dire la verità. Poi io metto pure i voti, mi dedicherò adesso a mettere i voti a tutti quanti. E niente, adesso il gatto sta riuscendo. Vi faccio vedere anche il gatto, che lo prendo io, eccolo. Vediamo un po'. Poi si saluta. Ciao, ciao. Grazie di averci seguito, grazie a chi ci ha seguito in diretta, grazie a chi ci seguirà in differita. Ci vediamo alle prossime dirette. Grazie mille. Ciao. Buona giornata.